Ritrovati, perché è la seconda volta che ho il piacere e l'onore e anche il divertimento di essere con voi qui a Job Orienta. Mi sembra che questa seconda edizione porti dei risultati, ma non sarò io a dirlo, saranno loro, i ragazzi che parleranno, i vostri coetanei che parleranno in questo pomeriggio, che vi assicuro sarà compatto, non vi terremo qui troppo a lungo, e saranno gli imprenditori che ci stanno credendo e che questo pomeriggio ci racconteranno i passi in avanti che sono stati fatti. Allora, io intanto nel darvi il benvenuto a questo pomeriggio vorrei farvi rivedere questo video, L'arte di intraprendere, che ci accompagna in queste parole, e chiamare sul palco insieme a me, per cominciare subito, Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria. Buongiorno, ben arrivato. E Gabriele Toccafondi, sottosegretario del Ministero dell'Istruzione. Benvenuti. Allora, voi siete voi siete i due simboli di questa cosa che che si ripete. Ci abbiamo creduto, ci crediamo tutti. Pensate, ci crediamo al punto che nell'essere qui con dei risultati, con delle esperienze, pensiamo anche che per cominciare, se siete d'accordo tutti, proprio per scaldare un po' questo pomeriggio, proprio per cominciare, vorremmo farci un applauso a noi tutti che siamo qui, che ci abbiamo creduti, e agli insegnanti, perché senza gli insegnanti non ci saremmo noi, non ci saremmo voi. E già che sono qui vi voglio anche dire che c'è una bellissima iniziativa inglese che si chiama Teach Now, e che è l'iniziativa per cui chi fa il mio lavoro, fa il giornalista, o chi fa l'imprenditore, o chi fa l'avvocato, chi fa l'amministratore delegato, molla per un anno il suo lavoro e va a insegnare le cose che sa in una scuola. Una mia collega che io apprezzo moltissimo, Lassie Calloway del Financial Times, ad agosto lascia il suo lavoro di giornalista in quella che è forse la testata più nota al mondo, e va a fare l'insegnante di matematica in una scuola difficile, svantaggiata a Londra. È un bell'esempio e io credo che dovremmo importarlo anche in Italia, questa istituzione Teach Now. Però veniamo a noi, il microfono è qui e ve lo passerete amichevolmente, è acceso spero. Proprio qui l'anno scorso noi ci siamo incontrati e lei ha firmato il protocollo col ministro Giannini. Ci sono le foto, l'abbiamo qui. Ma a un anno da quella firma, il bilancio qual è? Un bilancio realistico? Beh, allora, diciamo che è un bilancio positivo perché ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso di portare 1,5 milioni di studenti ad approcciare questa idea dell'alternanza scuola-lavoro, quindi di varcare la soglia dell'impresa, andare a capire che cosa fosse il lavoro da dentro le fabbriche, e siamo arrivati a metà del guado perché sono 700.000 gli studenti, il 27% della popolazione studentesca che è entrata nelle fabbriche. Quindi direi che il primo approccio è molto positivo e dobbiamo darci da fare perché dobbiamo raggiungere assolutamente l'obiettivo. Gabriele Toccafondi, l'arrivo di giovani che in fabbrica, in azienda non c'erano mai stati, e secondo le peggiori tradizioni italiane se ci arrivavano tardi, no? Come cambia, secondo voi, anche lo spirito della fabbrica, dell'azienda? Ci avete creduto molto in questa iniziativa e adesso l'obiettivo è fare fabbriche belle, che tengano conto anche di come il bello influenza positivamente il lavoro. Certo, grazie a tutti, buon pomeriggio. Noi ci abbiamo creduto perché è utile per i ragazzi fare alternanza. Per noi è scuola a tutti gli effetti.
è scuola a tutti gli effetti, fatta con una metodologia differente dalla classica lezione frontale in aula, ma è scuola a tutti gli effetti. Lo ribadiamo perché vogliamo essere molto chiari, noi vogliamo fare alternanza vera, non surrogati. Vogliamo fare alternanza perché è utile ai ragazzi. Le competenze che il mondo del lavoro, della realtà quotidiana fuori dal mondo della scuola richiedono sono competenze vere che il mondo della scuola da solo non può dare ai ragazzi. Siamo partiti da questo dato di fatto e ringraziamo le aziende, ma non solo, perché tanti enti pubblici, tanti musei, tanti piccoli imprenditori o artigiani hanno aperto le loro grandi o piccole realtà all'alternanza, stanno facendo fare scuola in un luogo, in una località differente dall'aula. Quindi difendiamo questo aspetto e crediamo anche che sia molto utile l'alternanza per le aziende. Certo per il futuro, perché si troveranno, nel nostro tessuto produttivo si troverà tra qualche anno giovani lavoratori che hanno competenze effettive. Ma è utile anche nel quotidiano far entrare i ragazzi, giovani, giovanissimi, di 16 anni, perché così hanno iniziato, i 16-17 anni l'anno scorso, nelle realtà imprenditoriali. È una ventata di ottimismo e di freschezza in un momento non semplice per il Paese. Certo. Senta Baban, ma si dice sempre imprenditori si nasce, non si diventa. C'è qualcuno che scoprendo l'azienda a 16 anni sente di avere lo spirito imprenditoriale che spesso si è detto manca, non perché gli italiani non siano imprenditori, lo sono spesso per natura, ma perché magari viene un po' represso, per esempio dai timori dei familiari che dicono ma no, trovati un posto fisso. Che non c'è più peraltro. Allora, io sono il testimone perché da questo punto di vista sono imprenditore di prima generazione, quindi ho potuto creare la mia azienda abbastanza di recente, quindi parliamo degli anni 2000. E io lo vedo nel luccichio degli occhi degli studenti quando vengono dentro le nostre imprese. Abbiamo proprio qualche giorno fa, abbiamo di nuovo costruito questo grande evento che per noi è il PMI Day, abbiamo aperto 1000 aziende e sono venuti 40.000 studenti dentro le nostre aziende a visitarle. E li vedevi questi studenti che erano proprio voraci nella curiosità di riuscire a capire come si costruisce il prodotto, che cosa significa l'ambiente lavorativo, che poi è stato definito per moltissimi un ambiente bello, anche una scoperta. Che i ragazzi vogliono essere liberi e un imprenditore è libero perché è padrone di se stesso. Questa è una parola grossa, però effettivamente è libero perlomeno di rischiare, questo sì, però l'idea che si possa costruire il proprio lavoro, questo è sicuro. Abbiamo 6.500 start-up innovative iscritte al registro delle imprese, abbiamo i giovani che cominceranno ad attivarsi con una mentalità del lavoro che è diversa rispetto a quello che è il passato, quindi quello che stiamo cercando di trasferirgli è non solo aprire le porte dell'impresa e questa idea che mi è piaciuta, che ha detto il sottosegretario, dell'idea dell'aula che si trasferisce, quindi questa continuità di spiegare che si impara dentro le imprese, però questa volontà di restituirgli anche una nostra impressione, quella che possono raccontargli gli imprenditori, che il lavoro non solo è il vostro futuro, ma siete voi ad interpretare quello che sarà l'impresa del domani, perché l'impresa del domani cambierà e sarete i primi protagonisti di questa grande evoluzione, grande rivoluzione. Quindi io lo vedo positivamente e tra l'altro penso che sia un momento, stranamente c'è un paradosso in corso, perché secondo me è molto fertile questo momento, perché il prossimo lavoro è dedicato esattamente a voi, alle vostre capacità e quindi io vi suggerisco, se mi consentite, non vi insegno niente, ma vi suggerisco solo una cosa: guardate la scuola su quell'idea di come si trasmette il modello di educazione, come si impara ad imparare le cose. Cioè come perché alla spesso fine... mio nipote, sì, no, che ha 16 anni, il figlio di mio fratello, mi dice ma zia, ma io perché devo stare Ma 7 mi ore, annoio 6 ore a scuola? Tanto sapere non quelle mi cose. servirà dopo. E Non invece è vero, no. non è vero, proprio perché il lavoro è questo. Quando uno recepisce qual è la mentalità per costruire un ragionamento logico, il lavoro è quello lì, come si costruisce un prodotto, come si costruisce un team, come si costruisce la vendita del prodotto. È un mondo decisamente affascinante, quindi apriamo non solo volentieri le porte perché crediamo in questo sistema, ma apriamo con l'invito agli studenti di spiegargli che siamo noi che passiamo la staffetta per riuscire a creare a loro il futuro migliore per un paese migliore. Anche perché, sottosegretario Toccafondi, se non ci sono
le risorse umane, non ci sono nemmeno le imprese. Mi capitava anche 2 minuti fa, prima di cominciare, parlavamo dell'esempio tedesco, no? Il sistema duale, perché la Germania ci ha pensato 20 anni fa. Che cosa abbiamo imparato noi dalla Germania e la sfida, pensiamo di riuscire a vincerla? Noi siamo l'Italia e non la Germania. Io ho visitato il sistema duale tedesco, bellissimo come sistema, ma calzante per la loro storia, tradizione, cultura e sistema produttivo, che tra l'altro, tra parentesi, sistema produttivo investe molto sul sistema duale, cioè investe sulla scuola, sui laboratori, sì. Portano i laboratori nelle loro aziende. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e creare la nostra via italiana al sistema duale tedesco, ed è quello che stiamo facendo. L'alternanza curriculare, 400 ore nei tecnici e professionali, 200 ore nei licei, il sistema ITS, post diploma professionalizzante, laboratori territoriali, sono tutti elementi di questa strada che stiamo con orgoglio costruendo, senza scimmiottare nessun altro, perché abbiamo la nostra storia e tradizione. Vogliamo però arrivare a fare quella scuola che è conoscenza, che è sapere, perché non vogliamo sminuire il ruolo della scuola della conoscenza, che conosciamo bene, solo che vogliamo affiancare a questa scuola che difendiamo la scuola anche delle competenze, del saper fare. Sono 2 facce della stessa medaglia. Per far questo dobbiamo renderci conto che nel nostro Paese per 40-50 anni abbiamo teorizzato e messo in pratica l'assoluta divisione tra scuola e mondo del lavoro, anzi più in generale tra scuola e tutto ciò che ruotava e ruota intorno alle scuole. Stiamo buttando giù un muro culturale ideologico, però tanta strada dobbiamo fare ancora. Faccio solo un esempio che mi riguarda, per far comprendere che questo muro culturale arriva da lontano, non è questione di questi giorni o mesi. Quando io dissi ai miei genitori che volevo fare una scuola tecnica, quindi un percorso di scuola superiore tecnica, i miei genitori mi dissero che ti abbiamo fatto di male, perché nella cultura italiana c'è questo aspetto, che la scuola più a contatto con il mondo del lavoro è scuola, se va bene, di serie B. Dobbiamo renderci conto che è scuola a tutti gli effetti e noi difendiamo tutti i percorsi perché ogni ragazzo scopre il proprio talento facendo scuola, nel percorso scolastico. Grazie. Grazie, io ringrazio il sottosegretario Toccafondi e grazie ad Alberto Babani. Bene, l'istituto Carlo Anti di Villafranca è il primo, apre le danze di questo pomeriggio ed è il primo a raccontarci che cosa fanno e ce lo racconta per cominciare con un video. Ciao, sono Sonia e faccio parte di un team che l'anno scorso ha lavorato per un progetto di alternanza scuola-lavoro a un'idea di impresa. Tra le varie ipotesi emerse abbiamo scelto di realizzare una tuta da moto che contenesse al suo interno dei piccoli sensori che rilevassero l'improvviso distacco del motociclista dal veicolo e si gonfiasse come un palloncino per attutire la caduta. L'idea di questo prodotto nasce pensando ai tanti incidenti che avvengono sulle strade e che ahimè coinvolgono spesso molti giovani. Il primo step del progetto è stato effettuare una ricerca di mercato che potesse verificare i prodotti già esistenti in commercio. Il nostro team si è reso subito disponibile per la stesura di un business plan che tenesse conto dei costi e dei possibili sbocchi sul mercato. Per il logo, i disegni e le animazioni abbiamo chiesto la collaborazione del nostro liceo artistico. La tuta contiene dei sensori che comunicano via Bluetooth con quelli della moto. Quando i sensori rilevano il distacco del motociclista dal veicolo e l'eccessiva velocità, azionano gli airbag che si gonfiano per attutire la caduta. Allora,
Allora, questo non è un incentivo a prendere i pali, eh? Che si dice qui? Che vi dite? Tutto bene, dai, tutto bene, per fortuna. Ma cosa è successo? Stavo arrivando a scuola e una tizia è uscita da un parcheggio senza darmi la precedenza e... Bam. Cavolo, non ti sei fatto niente? No, per fortuna avevo la mia Air Tuta. Air Tuta. Ma cos'è? È una tuta che ti salva la vita. Cioè? Praticamente è una tuta con dei dispositivi Bluetooth collegati alla moto che quando la moto cade la tuta si gonfia. Tipo Mino Michelin. Esatto, tipo una Michelin. Noi ti diamo un dispositivo da applicare sulla moto, che conterrà al suo interno piccoli sensori che comunicheranno via Bluetooth con quelli della tuta. Quando i sensori rilevano il distacco, Air Tuta si gonfia come un palloncino. Anch'io adesso ho Air Tuta. Air Tuta è sinonimo di sicurezza. Security Speed, la sicurezza su due ruote. Allora, qui i complimenti bisogna farli all'idea, alla realizzazione e anche al marketing, perché vi siete fatti lo spot e la produzione da soli. Dunque, complimenti, davvero, veramente complimenti. Come ti chiami? Davide. Che cosa hai imparato tu da questa esperienza, oltre a fare l'attore nello spot? Allora, diciamo che la mia equipe si è occupata appunto della parte del marketing di questo prodotto e ho imparato appunto a lavorare in sinergia con altre persone, a responsabilizzarmi di più e a rimanere appunto nei tempi in cui ci è stato dato il lavoro. Il tuo nome? Nicola, ripeteresti questa esperienza? È vero, il microfono è lì. Io sono abituata all'archetto e penso che ce l'abbiate tutti. Sicuramente sì, anche per la voglia di fare dei ragazzi. E faresti l'imprenditrice a questo punto? Sì, assolutamente. Questa esperienza ci ha proiettato proprio nel mondo del lavoro e ci ha fatto capire che cosa significa avere delle idee, mettersi tutti se stessi per realizzarle e, perché no, aprire magari un'azienda. Stiamo andando avanti con questo progetto sperando di riuscire a commercializzarlo. Che cosa ci avete portato qui? Allora, questo che vedete è il nostro prototipo. Abbiamo una semplice stecca che vuole rappresentare il manubrio della moto e quando rileva che c'è la persona che ha le mani sul manubrio e altri dispositivi che abbiamo qui, purtroppo non riuscirete a vederli, ma rappresentano il sellino e le gambe appoggiate vicino alla moto. Questi sensori sono integrati all'interno della tuta. Quando rileva il distacco improvviso, quindi ho mollato il manubrio ma sono in piedi sulla moto, non succede niente. Mi alzo dal sellino ma sono con le mani sul manubrio, non succede niente. Oppure a questo punto, ahimè, faccio un incidente, la tuta si gonfia proprio come un palloncino e attutisce la caduta. Perfetto, credo che sia stata una dimostrazione implacabilmente sintetica ma molto efficace. Bravi, complimenti. Grazie. Allora, andiamo a Fidenza, all'Istituto Berenini di Fidenza e anche qui, benvenuti, ce lo racconta un video che cosa fanno al Berenini di Fidenza. Vediamo subito.
C'è l'audio. Sì, io sono Giulia Carbognani, coordinatrice del progetto del Polo Tecnico Professionale per la Meccanica e per i Materiali Compositi di Fornovo di Taro. All'interno di questo polo abbiamo presentato questo progetto che si chiama Laboratori Didattici in Azienda, che ha visto protagonisti 3 classi degli istituti Berenini di Fidenza e Gadda di Fornovo. Queste 3 classi durante l'anno scolastico hanno passato 9 sabati mattina all'interno di 3 imprese del territorio, Dallara, Vercella e Overmac. Durante questi laboratori in azienda hanno realizzato dei modellini di autovettura radiocomandata che oggi, al termine del progetto, si stanno sfidando in una competizione all'interno dell'autodromo di Varano. Questo ha permesso ai ragazzi di lavorare all'interno dell'azienda, di vedere come funziona un processo produttivo e di realizzare un proprio modellino con le proprie mani. E sabato mattina siamo a Varano, siamo in Vercella, una delle aziende che partecipa attivamente insieme a Dallara, Tuttoporting e Cartolini. Qual è la squadra che ha la macchina rotta? Chi è? Bene, ottimo lavoro al Berenini. Beh, allora, Luca, tu dopo questa esperienza ti sei fatto l'idea che troverai lavoro più facilmente avendo sperimentato l'alternanza scuola-lavoro? Beh, innanzitutto io mi sono diplomato quest'anno all'ITIS Berenini e terminata la mia esperienza lì all'Istituto Berenini, subito dopo essermi diplomato mi ha contattato la Dallara, appunto grazie a questa collaborazione avuta con il mio istituto per una proposta di assunzione. Io adesso lavoro lì da un mese e sono molto soddisfatto. Quindi hai una tua autonomia economica che vi assicuro, ragazzi, è molto bella. Io ancora mi ricordo il primo cedolino di stipendio della mia vita ed è una soddisfazione avercelo a 18 anni. Per molti, non solo coetanei, ma anche più grandi di te, sembra una cosa che non si raggiunga più. E invece ti hanno contattato perché ti conoscevano e sapevano che saresti stato... Sì, appunto, grazie a questa collaborazione. Saresti stato in grado di lavorare, se non da primo giorno, quasi. Sì. Senti, ma invece Andrea... tu ti sei fatto l'idea di lavorare nel mondo delle auto da corsa più avanti o lavori già anche tu? No, innanzitutto anche io mi sono diplomato insieme a lui, quindi mi sono diplomato anche l'anno scorso, però appena uscito dalla scuola, sempre a luglio, ho avuto l'opportunità di entrare in una realtà lavorativa diversa nel mondo della robotica, però sono comunque
molto aperto in futuro nel caso avessi l'opportunità di scegliere di entrare in questo mondo delle corse. Professoressa, lei si sarà sentita, come dire, un'aliena rispetto a tanti insegnanti che vedono purtroppo i loro allievi faticare un po' prima di riuscire a trovare lavoro. Sarà contenta? Sì, noi siamo molto soddisfatti, anzi mi collego a quello che ha detto il sottosegretario prima. È molto importante che la nostra tipologia di scuola sia scelta anche nel momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, perché gli istituti tecnici hanno delle potenzialità infinite e al momento ne stiamo sfruttando solamente una piccola parte, mentre per i nostri giovani offriamo attraverso i nostri corsi di studio, attraverso queste nuove opportunità dell'alternanza scuola-lavoro, davvero ai ragazzi delle opportunità che si traducono in assunzioni, non soltanto in esperimenti o tentativi di guardare al di là delle pareti scolastiche. Grazie, complimenti al Berenini di Fidenza. Bisognerà fare dei corsi ai genitori, secondo me, ma adesso è il momento di chiamare ben 3 rappresentanti del mondo delle imprese che ci hanno creduto e ci stanno credendo nell'alternanza scuola-lavoro. E dunque Cinzia La Rosa, che è l'amministratore delegato di La Rosa Energy. Filippo Di Gregorio, delle risorse umane di Dallara, cioè quello che ha assunto te. E Fabio Venturi, che è di Verona, è il gruppo AGSM, proprio Verona SPA. Venite più qui, che sulla scaletta c'è scritto al centro e io mi attengo. Allora, dopo le chiederò chi ha fatto l'esame per assunzione a quel ragazzo, ma prego, il microfono per ore su, poi ve lo passate. La sua azienda, la Rosa Energy, è un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale di Verona. Che cosa fate e che cosa date come opportunità ai ragazzi che stanno sperimentando l'alternanza scuola-lavoro? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Beh, la Rosa Energy è una piccola media impresa tipica del nostro tessuto imprenditoriale veronese-veneto. Noi ci occupiamo di risparmio energetico, è un'azienda a conduzione familiare, io sono la 3ª generazione, quest'anno compie 50 anni e appunto ci occupiamo di risparmio energetico che oggi è un tema attuale, ma potete pensare 50 anni fa mio nonno sì. Che quando ha aperto l'azienda si andava a parlare di efficienza energetica o magari di tutela dell'ambiente, insomma non credo che sia stato molto semplice per lui, però rimane ancora oggi il nostro business. Ecco, la nostra azienda è cambiata moltissimo, continua a cambiare, poi insomma con l'avvento della crisi abbiamo anche noi dovuto pensare a una strategia diversa. Pensi che 7-8 anni fa il nostro mercato era Verona-Vicenza, oggi siamo un'impresa fortemente internazionalizzata, lavoriamo, abbiamo in Svizzera, addirittura in Armenia, siamo presenti in Croazia e in Serbia dove abbiamo un'azienda da 4 anni e sono tornata 4-5 giorni fa dagli Stati Uniti dove abbiamo aperto una sede operativa a Houston in Texas, quindi insomma questo ormai è l'orientamento, ecco, della nostra azienda. Gli imprenditori italiani che vanno fuori. Sì. E i ragazzi che invece avete sperimentato in questo periodo? Allora, i ragazzi che arrivano all'interno della nostra azienda hanno 2 fasi. La prima all'interno appunto dei nostri uffici tecnici dove imparano a capire cos'è la progettazione di un impianto e dopo hanno l'opportunità con un nostro tecnico di entrare nelle aziende, quindi vanno in fabbrica dai nostri clienti che sono di solito aziende medio-grandi se non addirittura multinazionali e lì capiscono il mondo della cantieristica, quindi come si organizza un cantiere, come coordinarsi perché molte volte non ci siamo solo noi, ci sono anche altre professionalità e quindi bisogna sapersi coordinare e soprattutto un tema che è importante soprattutto nel mondo della cantieristica, la sicurezza sul lavoro, quindi queste cose le imparano nella nostra azienda. Questo è il secondo anno, anzi voi avete avuto un riconoscimento importante come campione dell'alternanza, Dallara è stata premiata dal Ministero dell'Istruzione. E che cosa significa per voi portare i ragazzi dentro l'azienda?
E assumerli se vanno bene. Certo, significa costruirci il futuro. Il futuro lo possiamo lasciare al caso, quindi quando abbiamo bisogno ci guardiamo intorno e vediamo chi può essere interessato alla nostra azienda, oppure possiamo costruircelo. Possiamo costruircelo insieme ai ragazzi. Io credo che sia tra l'altro un rapporto vicendevole quello che si viene a instaurare tra i ragazzi e le aziende, nel senso che le aziende scelgono i ragazzi, ma i ragazzi scelgono le aziende. Sì. E quindi già se partiamo prima con l'alternanza ci conosciamo, facciamo vedere quello che c'è all'interno della nostra azienda e gli studenti hanno la possibilità di capire se quello è il lavoro che piacerebbe fare loro nel futuro. E noi capiamo anche se questi ragazzi hanno determinate caratteristiche per poter lavorare all'interno della nostra azienda. Me ne dice una caratteristica che deve avere un ragazzo che vorreste con voi a Dellara. La curiosità, perché la curiosità è la capacità che ci permette di metterci in discussione tutti i giorni, di imparare cose nuove, perché quello che sappiamo oggi serve alla mia azienda oggi. Quello che non so e che ho la curiosità di imparare permetterà di costruire il futuro dell'azienda domani. Ecco, la curiosità è comunque una cosa che accompagna sempre, Cioè non è una roba dei soli sedicenni, più sei curioso anche a 70 anni. Guardi, l'ingegner Dallara ha compiuto la scorsa settimana 80 anni, anzi ha compiuto 5 volte 15 anni più 5, perché è una persona di una curiosità, di un'umiltà, con una voglia di imparare cose nuove tutti i giorni che si può riscontrare nei ragazzi di 15 anni come in un giovane ragazzo di 80. Lo passa a Fabio Venturi. Fabio Venturi è il gruppo AGSM di Verona ed è un volano dell'imprenditoria veronese dal 1898. Investite da allora in nuovi impianti e investite adesso anche in energie di sedicenni. Ve li portate in azienda? Sì, vero, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Noi siamo un'azienda pubblica, un'azienda del Comune di Verona, le famose multi-utility. Abbiamo quasi 1 miliardo di fatturato, 1.700 dipendenti per capire i numeri. Noi produciamo energia, distribuiamo energia e gas, la commercializziamo, abbiamo quasi 350.000 clienti. Questi numeri non mi piace tanto darli, ma per far capire quanto un'azienda pubblica possa comunque essere al pari con le aziende private, perché spesso si parla di aziende pubbliche e si pensa sempre che sia un modo per collocare qualcuno e poi non lavorano. Non è l'esatto opposto, ci sono tante buone aziende pubbliche, multi-utility in questo caso. E talvolta funzionano così bene che sarebbe prezioso non tenerle, no? Sì, è vero. Me ne sono reso conto all'interno, lo ammetto, dall'esterno pensavo che fosse opportuno solo il privato, invece poi quando si capisce che si possono fare entrambe le cose in un giusto equilibrio. Però 2 o 3 informazioni sui giovani. Noi abbiamo assunto 16 persone negli ultimi 5 anni sotto i 30 anni e questo credo sia una buona notizia. Abbiamo ospitato 115, chiamiamoli stagisti, poi in realtà nelle varie versioni negli ultimi 10 anni, però ci tengo a parlare dei 16 assunti, non tanto per il quanti sono, ma per il fatto che erano e sono diplomati minimo oppure laureati. Perché dico questo? Perché noi in questo periodo di crisi abbiamo tantissime persone, anche giovani, magari amici miei con i quali sono cresciuto, che mi dicono perché non mi dai una mano per il lavoro, trovare un lavoro? Hai un diploma? No. All'epoca io ho 37 anni, non sono vecchio ma neanche giovanissimo, dicevano tutti, ma tanto non ti serve il diploma, non ti serve la laurea, tanto il lavoro lo trovi lo stesso. Non è così. Purtroppo per un verso, dall'altro per fortuna. Guardate che così. Questa è una cosa importantissima, cioè vi sta dicendo, sentite bene, che nel mondo che voi incontrerete tra 2 anni troverete della gente che ne sa tanto più di voi, saranno indiani, saranno cinesi, verranno da Singapore, dalla Corea. Se non sapete, vi resterà poco da fare, cioè vi resteranno quei lavori che, mi dispiace dirlo, tra 20 anni faranno i robot. Sì, non voglio spaventarli, voglio dirvi come stanno le cose. È un dato reale in un territorio come il nostro, quello veneto, dove c'è sempre stato tanto lavoro. Poi la crisi è arrivata anche qui e tutti siamo rimasti coinvolti. Oggi le persone che non hanno un diploma difficilmente si riesce a trovare una collocazione lavorativa. Nel vostro caso c'è l'obbligo scolastico, ne siete costretti, però deve essere un investimento. Anche l'ipotesi di una laurea non è
un sentirsi un dovere, ma il pensare che può essere utile. Io non sono laureato, ho fatto giurisprudenza, l'ho lasciata a metà perché mi considero scemo, ma l'ho capito con il tempo che sono scemo. Oggi io sono presidente di questo gruppo, potrei essere l'amministratore delegato, ma non lo posso fare perché non sono laureato. Considerate quanto mi mangio le dita in questo momento, perché l'esperienza maturata, magari qualcosina, qualche intuizione, ma nello stesso tempo un clima positivo per riuscire a farlo, sarei magari giovane amministratore delegato, ma non lo posso fare, non lo potrò fare. Per cui so già che mi sono rovinato da solo e ho abbandonato non perché andassi male all'università, perché volevo lavorare, perché mi dedicavo al lavoro. Probabilmente potevo fare tutti e due, perché con il senno di poi ho capito che potevo sia studiare che lavorare. Questo lo dico come, non mi permetto di dare insegnamenti a nessuno perché non sono all'altezza, però è un suggerimento pratico sulla pelle nostra, la pelle di chi poi lavora tutti i giorni e dice prossima volta, la prossima vita mi laureerò. Però Guardate voi che potete ancora farlo, pensate. Fabio Venturi è di poco più grande di voi, cioè ha 20 anni solo più di voi, è un vostro fratello maggiore, riconoscerlo mi sembra, cioè se lo dicessi io sarei presa meno sul serio, ma lo dice uno di 36 anni. 37. Fa riflettere. Però veniamo un po' anche alle cose che fate voi imprenditori. Senta un po', ma tutti i suoi colleghi imprenditori sono consapevoli che prendere sul serio l'alternanza scuola-lavoro, cioè far venire dei ragazzi e fargli fare delle cose, non lasciarli lì allo stato brado, è una cosa che conviene anche agli imprenditori o no? Ma diciamo che il tessuto veneto comunque è abbastanza disponibile. Però abbiamo dei grandi margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la piccola e media impresa. Io posso parlare anche un po' della mia esperienza personale perché mi sono occupata molto di scuola, soprattutto quando ero qua in Confindustria Verona. Devo dividere un po' in varie categorie, se devo essere sincera. Diciamo che le aziende che sono più vicine al mondo associativo, visto che Confindustria è un tema sulla quale lavora molto, che ci tiene molto, proprio perché questi ragazzi, come abbiamo detto, rappresentano un po' il nostro futuro, sia delle nostre imprese ma anche del nostro paese. Quindi le aziende che sono un po' più vicine al mondo associativo sono più predisposte a essere favorevoli a questa alternanza scuola-lavoro. Vanno sensibilizzate, insomma. Vanno ancora sensibilizzate, poi dipende anche un po' dalla testa dell'imprenditore, qua ci vuole un po' anche di cultura Ma d'impresa. io sono convinta che lei sarà capacissima di entrare in queste teste. Ci proviamo. Senta, Dallara è il mondo dell'automotive, no? È un pezzo di futuro sul quale investire per un giovane. Io adesso quando penso alle macchine penso sempre alle auto che si guideranno senza autista. È la mia segreta speranza perché ho smesso di guidare così finalmente potrò tornare. Ma è un futuro e da quale parte un giovane secondo lei dovrebbe guardare nel mondo dell'automotive? Il design, la tecnica? Ma sicuramente il mondo dell'automotive è un mondo molto ampio. Noi siamo in una nicchia che è il motorsport, cioè chi fa vetture da competizione. E devo dire che però le tecnologie che utilizziamo noi all'interno del nostro settore sempre di più trovano impiego anche nel settore delle vetture commerciali. Quindi mi viene da dire che sicuramente è un settore che avrà un futuro diverso dal presente che stiamo vivendo oggi e vale la pena per i giovani investire in questo tipo di percorso solo se ci credono e hanno passione. Perché la passione è quello che ci guida, è quello che ci fa svegliare la mattina, ci fa andare in azienda, ci fa passare tante ore in azienda, più di quelle che passiamo con i nostri amici, con le nostre persone care, scordandoci l'orologio. Quindi sì, ha un futuro perché ci sono nuovi materiali, ha un futuro perché ci sono nuove concezioni legate alle vetture, ci sono nuove tecnologie, ci sarà tanto da fare per chi avrà voglia di farlo, per chi sarà appassionato. Senta Fabio Venturi, in una parola perché sennò sforiamo i tempi, prima ho chiesto qual è la qualità che serve per lavorare in un'azienda e mi sa detto curiosità. Lei che cosa aggiungerebbe? Forse una parola no, però il rapporto umano, cioè la socievolezza, chiamiamola così, cioè cercare di avere sempre un rapporto con le persone, con i colleghi, con i superiori e gli inferiori, con chiunque, ma avere un rapporto umano. Sorridere prima di tutto, perché forse l'abbiamo un po' perso grazie alla tecnologia o purtroppo per la tecnologia, per cui l'avere un rapporto umano... Possiamo impadronirci della frase che mi è rimasta scolpita in testa e anche nel cuore di Papa Francesco, che la vita è più semplice se si impara a dire scusa, per favore e grazie.
Verissimo, sono le 3 parole che ci mancano. Grazie, appunto, grazie, vi sto sorridendo da così a così. Allora, eccoci, adesso qui scendiamo e andiamo a Matera, che come sapete è stata proclamata capitale della cultura nel 2019. Siete molto fieri di ciò, vero? Beh, penso proprio di sì. Prima di parlare vediamo insieme il video che presenta il liceo Duni di Matera. Aspetta che devo metterci. Scusate il disturbo. Siamo dei volontari FAI Fondamentale Italiano e stiamo svolgendo il nostro progetto di alternanza scuola-lavoro. Vorremmo proporle la visione di un video sulla storia di Matera, molto interessante a casa nostra. Ok, Va bene? Sì, prego, seguiteci. Oggi come regalo di Natale vi paga una promozione di un abbonamento di 3 mesi al Marino Pop. Casanova fu donata al FAI dalle famiglie Podate e La Porta. È aperta al pubblico il 28 febbraio 2014. Casanova was donated to FFA by families Podate and Casanova. Non si sente bene? La seconda parte della stanza di cucina, mentre la terza della stanza a sinistra e così Okay, so it is divided in 4 parts. We're going to watch the first part of this room, and then we're going to go to the second room, the second part, and the third part is the other room, and we'll get back to this room for the fourth part. Thank you. Quando i primi agricoltori italiani Again, there's so much there. We are students next week, and we are doing this week we are working, and design one. We are becoming students promuovere Casanova per raccontare la storia di Matera, accogliere i turisti per farli sentire a casa con un semplice sorriso, spendersi per la propria città con impegno e passione, non dimenticando la gioia della condivisione, il valore del lavoro di squadra, l'importanza dell'ascolto. la forza dell'impegno civile. Through this experience, we had the possibility to interact with foreign tourists and to make them aware of our cultural heritage. Molto bello, e non soltanto perché bellissima, bellissima è Matera. Bene, io mi chiedo, cominciamo da te, ti chiami? Francesco. Questa esperienza da cicerone con, scusate le spalle ragazzi, ma che ha consentito non soltanto di incontrare persone diverse, ma anche di provarsi in lingue, no? diverse, la consiglieresti a un tuo amico? Sì, assolutamente sì. Io inizierei dicendo, voi lo vedete tutti, non abbiamo un oggetto che rappresenti questa nostra esperienza, perché questo lavoro, questo progetto di alternanza scuola-lavoro che abbiamo portato avanti con il FAI, il Fondo Ambiente Italiano,
è fondato per lo più su competenze immateriali, cioè sulle capacità di conoscere il proprio patrimonio culturale della città e diventarne orgogliosi, diventarne fieri. Credo che lo consiglierei ad un amico proprio per questo, perché conoscere la propria città e guardare gli occhi di un turista emozionato per la bellezza della propria città è un'emozione che non si può raccontare. Pensa quanto potreste far vedere a Verona o in tutto il Veneto meraviglioso, che è pieno di spunti turistici fantastici. Di questa esperienza, che cosa hai ricavato umanamente? Per esempio, non lo so, ti è servita per superare le timidezze, che è normale? Quanti anni hai tu? 17. Ecco, a 17 anni magari in una lingua diversa dalla tua incontrare dei turisti che hanno 50 anni, che chissà che cosa chiedono. Magari all'inizio paralizza un po', no? Assolutamente, allora, è normale. Sicuramente vorrei cominciare dicendo che è stato un percorso di crescita continuo. Guarda pure loro. Sì, è stato un percorso di crescita continuo. Poi diciamo che le competenze erano in più campi, cioè come già ha detto Francesco, dal punto di vista umano ci ha dato tanto, è stato diciamo, raggiungere la consapevolezza di quanto può darci il nostro paese è impagabile, diciamo, commuoversi nel momento in cui una persona venuta là fuori esprime quanto è rimasta meravigliata nel vedere la tua città è veramente emozionante. Poi dal punto di vista strettamente lavorativo, a prescindere dall'indirizzo di studio ti dà tanto, saper lavorare in gruppo, sapersi relazionare con un qualsiasi tipo di pubblico ti rende molto più grande, quindi direi che alla fine di questa esperienza mi sento veramente cresciuta. Più adulta e più libera. Io ho una irrefrenabile voglia, incontenibile, vorrei sapere se qualcuno lì in mezzo a voi farebbe il lavoro che hanno fatto loro due, il cicerone con i turisti. Alzate le mani, i coraggiosi che lo farebbero. Allora, fatemi un po' vedere. Dunque, chi lo farebbe? Chi lo farebbe e perché? Rapidissimamente, che poi torniamo. Tu con la camicia bianca, perché lo faresti? Hai la camicia bianca, ti sei... Noi facciamo parte del Carlo Anti e all'interno della scuola abbiamo fatto questo progetto a Villafranca e Custozza, quindi anche noi sappiamo cosa vuol dire L'avete fare fatto cicerone. in che lingua? Italiano. In italiano. Prossima, anche in inglese. Anche in inglese, ecco. Quindi dillo anche in inglese, cioè se l'avete fatto in 2 lingue, meglio ancora. Ottimo. Nessun altro lo farebbe? Non vedo mani alzate da queste parti, come mai? Eccolo lì, dai. Che poi devo tornare che ho tempi strettissimi, ma sono curiosa di sapere perché lo faresti. Vabbè, perché l'avete già fatto, passateglielo, dai. Anche noi siamo del Carlo Anti di Villafranca, siamo l'indirizzo grafico e l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità appunto di fare questo progetto insieme al FAI, sempre nel territorio di Somma Campagna e Custozza. E ti è piaciuto? Sì, tantissimo, perché appunto si entra in contatto, come dicevano i nostri compagni, con altre persone, quindi si ha la possibilità di dialogare e di spiegare la storia del nostro territorio. Grazie. Allora adesso torno rapidissimamente, perché se si sfora qui ci sono delle pene corporali pesantissime. Eccoci. Bene, e adesso c'è un altro pezzo di Italia che è collegata senz'altro alle cose che abbiamo detto finora, perché in Italia si viene a vedere le bellezze paesaggistiche, i nostri meravigliosi beni culturali, abbiamo delle straordinarie vestigia storiche, ma non neghiamolo, anzi facciamone un punto di orgoglio, si viene anche perché in Italia si mangia come in nessun posto al mondo, vero? Vero? Allora, vediamo insieme che cosa succede all'Istituto Alberghiero Gioberti di Roma.
Il nostro istituto vede coinvolti in attività di alternanza scuola-lavoro circa 700 studenti, di cui il 10% con disabilità. Mi occupo in particolare dell'organizzazione delle attività di stage, allo scopo ho creato un database di aziende a disposizione dei tutor. Collaboriamo soltanto con delle aziende, ma anche con ambasciate e col segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Negli ultimi anni sempre più aziende danno la disponibilità a ospitare ragazzi diversamente abili e questo per noi scuola, per le famiglie e per i ragazzi è un traguardo importantissimo. Pensare e progettare l'alternanza scuola-lavoro significa costruire dei percorsi che siano altamente qualificanti e formativi per i nostri studenti. Accanto all'attività di stage, che indubbiamente rappresenta il reale contatto con il mondo del lavoro, bisogna pensare altre attività formative, corsi professionalizzanti settoriali, attività di incontro con l'imprenditoria, visite aziendali. Sono così nati i progetti di cucina a fuoco spento, il progetto bar integrato. Siamo nel laboratorio della cucina a fuoco spento. In questo laboratorio operano i ragazzi con diverse abilità. Si seguono dei percorsi dedicati per l'alternanza scuola-lavoro in un ambiente protetto affinché tutti i nostri alunni abbiano la possibilità di poter sviluppare manualità e autonomia nonché indipendenza per poter essere poi inseriti successivamente nel mondo del lavoro. Sala aromatizzata. I ragazzi diversamente abili, dopo che la scuola ha acquistato l'essiccatore, hanno essiccato tutte le erbe dell'orto per insaporire i cibi sia al crudo che a cotto. Siamo nel nostro laboratorio di bar del nostro istituto. In questo laboratorio svolgiamo attività didattiche normali e da qualche anno stiamo svolgendo un progetto molto importante, che è il progetto di bar integrato. Questo progetto ha lo scopo di far collaborare i ragazzi normodotati con i ragazzi diversamente abili, di aumentare le loro capacità di base di lavoro, perché ripetendo più volte una mansione abbiamo visto che comunque alla fine riescono ad avere una buona autonomia nel lavoro ed essenzialmente interfacciarli con la clientela che in questa scuola è rappresentata dai docenti e dal personale ATA. Questa attività è propedeutica all'inserimento dei nostri alunni nelle aziende private quando ovviamente inizia il ciclo di alternanza scuola-lavoro. Ciao Pietro. Ciao. Come stai? Lavori? Sì. Conosco Pietro ormai da 4 anni, lavora con noi da 1, l'abbiamo conosciuto con la scuola Gioberti Alberghiera che c'è a Viale Genovesi. Ha fatto 3 anni di stage qui al Barlillo e poi abbiamo deciso insieme ai genitori di assumerlo al Barlillo. Ormai è già un anno che lavora qui, Pietro sarà assunto al Barlillo regolarmente perché per noi è un ragazzo fondamentale, molto bravo nel suo lavoro. Sei contento? Sì. Ti piace il tuo lavoro? Sì. Grazie. Vero, Sì. È bravo, gentile, cortese, sensibile, grazie alla scuola che me l'ha fatto conoscere. Per i ragazzi diversamente abili è importante ragionare in termini di una progettualità di vita. Proprio per questo l'esperienza di alternanza scuola-lavoro risulta essere determinante, così come fondamentale è l'applicazione del learning by doing, dell'attività pratica. Sono questi i momenti in cui si può realmente costruire una progettualità per il futuro. Eccoci, allora intanto come ti chiami? Angela, è stata un'esperienza importante quella che hai fatto. Sì,
Io penso che sia stata così importante che intanto che trovi il modo per condividerla con noi, e sicuramente sarà stata l'esperienza forse più nuova che hai fatto negli ultimi mesi, no? Sì, ecco Angela. Ho lavorato a un ristorante che si chiama Trattoria Amici, Trastevere, Trastevere, lì mi sono trovata bene, ho apparecchiato, ho servito e ho ricevuto molti complimenti per quello che stavi facendo, Angela, ma certo, perché è un lavoro impegnativo, cioè stare tante ore in un ristorante, servire tanti clienti e stare dietro, no, a tutte le ordinazioni non è facile. Io vorrei chiedere, se passi il microfono alla professoressa, noi tutti diciamo che l'Italia è il luogo del saper ricevere, del buon cibo per eccellenza, però poi se andiamo a vedere ci sono, no, in Europa, penso soprattutto alla Svizzera, delle istituzioni alle quali dovremmo guardare perché sono considerate, no, le migliori al mondo per la formazione alberghiera, dell'hotellerie, di tutto quello che ha a che fare, no, con il turismo. In questi anni lei ha notato una maggiore attenzione rispetto al vostro istituto? Perché oggi fare l'istituto alberghiero significa spesso garantirsi il futuro professionale. Sì, io questo istituto ormai sono 13 anni che sono, quindi l'ho visto crescere, diciamo, perché dalla sua nascita fino ad oggi. E chiaramente, essendo anche di un settore molto particolare, è cresciuto molto velocemente. Anche i nostri ragazzi che hanno queste grandi difficoltà nella loro diversa abilità sono riusciti a portare la gioia anche per la propria loro diversa abilità nei vari contesti, e questo, come ha visto anche nel video, tutte le aziende che comunque ci siamo rivolti nel territorio per vari stage ci hanno accolto molto volentieri, e molti ragazzi hanno anche continuato in un progetto di vita, ecco, come ha visto nello stage, oppure grazie a delle associazioni, un'associazione Down, insomma, certo. Sono andati chiaramente in un settore molto particolare, ma ognuno ha avuto la sua... Vorrei chiedere a, come ti chiami? Adele. Adele, la cosa che ti è piaciuta di più di questa esperienza scuola-lavoro? Perché parlo con le persone. E che volete dire di più? Che si può dire di più? Grazie Adele, grazie Angela e grazie alla professoressa. Hai detto tutto. Bene, io penso che a questo punto possiamo invitare qui sul palco Pasquale Lorusso di Bauer, amministratore delegato, Francesco De Stefano, responsabile dei progetti della scuola con la scuola del gruppo Loccioni, benvenuti, però mi devo riprendere il microfono e lo passo subito a lei. Non per niente restiamo in zona Matera, Dunque la Bauer è un'eccellenza nella produzione e nella commercializzazione di componenti d'acciaio, e però è un'azienda del sud. Che spazio hanno nella vostra azienda, perché immagino che avrete migliaia, no, di domande, eccetera, per questa alternanza scuola-lavoro? Che spazio hanno e come ve la siete cavata? Buonasera a tutti. Intanto un'azienda di prima generazione, quindi nasce nel 2000, un'azienda che ha voluto
creare un'opportunità non solo in Italia ma anche sui paesi limitrofi e intercontinentali, realizzando una cassetta portattrezzi. Poi nei primi anni proprio della sua vita si è attestata leader sui mercati. Una cassetta portattrezzi che va sotto i veicoli industriali. Magari un giorno riusciamo anche ad omaggiare questi ragazzi con i loro attrezzi che sono davvero splendidi per quello che hanno portato. Quindi come un'azienda è riuscita a mettere già sul podio, dico, attraverso un prodotto, attraverso la propria creatività, il valore di fare impresa. E con questo siamo riusciti a crescere fino al 2008, quando è arrivata quella crisi che tutti conosciamo, una crisi finanziaria poi diventata economica che stava precludendo un po' la vita di questa azienda, e in quella circostanza l'azienda stessa ha voluto remare controcorrente, investendo ulteriormente. Quindi non vi siete spaventati per la crisi che arrivava, avete detto beh, noi teniamo duro. Abbiamo voluto reagire a questo facendo cosa? Lavorando non solo nel settore dell'automotive, che era il suo core business, attraverso la trasformazione dell'acciaio e la progettazione per gli stessi componenti, raddoppiando il personale, integrando anche i ragazzi che ormai stavano già avvicinandosi al mondo del lavoro, e quindi grazie a loro noi abbiamo messo su altre 2 attività. Una nel settore del medicale, mediante la realizzazione di sale operatorie, quindi tutto il blocco operatorio, e l'altro nel settore museale. Guardate un po' come si può cambiare da un settore all'altro grazie a quelle menti, grazie a quei ragazzi che volevano dare un contributo alla realizzazione di questo. Quindi l'importanza di poter includere all'interno delle proprie attività, all'interno delle nostre imprese, delle energie nuove, quindi della creatività, che siete voi ragazzi oggi qui presenti, perché gli stimoli li avete letti magari visitando la Fiera di Verona, quindi tanti che presentavano opportunità. Voi potete capire quanto è importante oggi per noi imprese avvalerci delle vostre conoscenze e quindi competenze, ma lo possiamo fare solo se creiamo i presupposti, quindi la formazione che molte volte viene tralasciata, dottoressa, viene assecondata quando è il fulcro, veniva ricordato prima da qualche relatore prima di me. Mi faccio andare da Loccioni, poi torno da lei, perché questa azienda ha addirittura una divisione Loccioni Scuola. Voi che avete ricevuto un premio, campioni per l'alternanza, Loccioni, il gruppo dice sempre la scuola è il nostro primo fornitore. Mi spiega che cosa intendete con questa affermazione? Sì. E che cosa fate intanto? Perché magari ci sono dei ragazzi che potrebbero venire a lavorare da voi. Assolutamente sì. Intanto buon pomeriggio e grazie mille per l'invito a nome di tutto il gruppo Loccioni. Allora, non è semplicissimo capire che cosa fa il gruppo Loccioni, ci provo velocissimamente. Noi facciamo sistemi di misura e controllo della qualità in tantissimi ambiti, quindi facciamo macchine ad altissimo contenuto tecnologico e andiamo dal controllo qualità, ad esempio, di componenti auto, iniettori diesel, ad esempio, fino a una macchina che viene installata negli ospedali e che prepara automaticamente il cocktail chemioterapico. Quindi sono 2 applicazioni diverse, però di una competenza. Quando ha detto cocktail si è accesa una lucina in molti di questi, cioè interessante, no? Però era un cocktail medico. Sì, beh, c'ha una sua importanza, diciamo, certo. Ed è chiamato proprio così. Pure lo spritz c'ha una sua importanza. Sì, sono 2 momenti diversi. Diciamo. E quindi facciamo questo, e in realtà il gruppo nasce nel 1968 e fin da quel momento Enrico Loccioni andava proprio nelle scuole a cercare persone, a cercare i talenti e a farli crescere mentre vanno a scuola. Quindi in realtà l'alternanza scuola-lavoro nel gruppo Loccioni è nata negli anni 70, quindi si faceva fin dall'inizio, prima che poi diventasse obbligatoria, perché poi il vero valore è oltre, no, la obbligatorietà, ma il fatto che poi permette ai ragazzi di mettere un po' in parallelo. Di solito ogni estate, per esempio, quanti ne avete
che arrivano? Ne abbiamo 200, 300 Che vengono durante a l'estate. fare 3 mesi di lavoro da voi? Che vengono da noi, sì. È un'alternanza scuola-lavoro in realtà per tutte le età, perché noi partiamo dalle scuole elementari fino ai dottorati di ricerca e quindi sono tutte forme di alternanza che noi facciamo per crescere i ragazzi nell'impresa mentre studiano, quindi anticipando. La parola chiave è l'anticipazione. Senta, dicevo prima di Matera, no? È importante questo avvenimento non soltanto per Matera ma per l'Italia tutta, perché avere una capitale mondiale della cultura come dire, darà un riflesso positivo a tutto il paese. E voi imprenditori che cosa state facendo perché sia un successo? Allora, noi dobbiamo valorizzare un po' quella che è stata la grande opportunità che abbiamo raggiunto, poi vi racconterò in un momento successivo, ma la cosa importante, prima di tutto, come dicevamo dei filmati, è comunicare, quindi istituire all'interno dei percorsi formativi anche la lingua inglese, perché per noi imprenditori, per le nostre imprese, purtroppo abbiamo questo gap, questo problema della comunicazione, perché se noi istituissimo, magari lo richiameremo a questo il ministro Giannini, se noi istituissimo all'interno dei nostri pressi scolastici sin dalla tenera età già la seconda lingua come in altri paesi, quindi l'inglese la più diffusa, probabilmente riusciremo anche ad esportare ancora di più. Quindi abbiamo la necessità di comunicare prima Poi ce lo di tutto. facciamo spiegare meglio nell'ultimo breve intervento, cosa facciamo con l'inglese. Noi cosa abbiamo fatto come impresa affinché Matera potesse diventare capitale europea della cultura nel 2019? Le aziende, accanto al comitato di sviluppo, quindi per Matera 2019, hanno contribuito in una serie di attività con le scuole. Me ne dica una perché i minuti corrono. E non. Noi, la nostra azienda, ha contribuito mediante la realizzazione di una panca di acciaio che richiamasse il logo di Matera, che poi sarei felice anche di farvi seguire anche un piccolo filmato. Scusate, vediamolo subito. Si può? Allora, la panca è bellissima, ma chi ci si è seduto lì? È la Commissione di valutazione europea, quindi loro hanno visitato tutti i vari luoghi, le 21 città, poi ne hanno selezionate 10 e tra le 10, quando si sono seduti su quella panca, non vi racconto l'emozione che hanno provato nel leggere questo paesaggio, uno dei più antichi al mondo. Voi li avete piazzati su questa panca di design, bellissima, di acciaio, e gli avete schiaffato davanti i sassi di Matera. Sì. E potevano dire di no? No, non potevano dire di no, evidentemente. Il moderno con l'antico. Allora, in chiusura abbiamo detto tutte le cose belle, però poi le realtà vanno anche raccontate per quello che sono. E allora, visto che avete avuto il premio alternanza scuola-lavoro, che cosa non funziona ancora? Diciamocelo, perché così l'anno prossimo magari avremo fatto un passino avanti. Ma forse pensare che in realtà il mondo della scuola e il mondo del lavoro siano distanti, in realtà non è così, dovremmo lavorare sempre di più sull'alternanza, ma io dico sempre sull'integrazione più che sull'alternanza, cioè portare sempre di più la scuola nell'impresa e l'impresa nella scuola, e questo creando un po' una comunità pedagogica in un territorio che coinvolge non soltanto i ragazzi, ma coinvolge anche i genitori e gli insegnanti. Noi abbiamo formato in impresa quest'anno 120 insegnanti del territorio che poi hanno lavorato a scuola con i ragazzi, e poi chiaramente l'onda formativa è arrivata anche un po' in Pensate tutte le di case. coinvolgere pure i genitori, fate delle sezioni speciali per farglielo entrare in testa. Ma vedremo, magari sì, perché proprio l'aspetto comunitario è fondamentale e in realtà lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo, cioè l'impresa non deve vedere nella scuola semplicemente un bacino da cui prendere risorse, ma lavorare insieme per la crescita del territorio. Io per esempio sarei dei ragazzi. curiosissima, ma non c'ho il microfono, però magari forse riusciamo a farglielo avere. Quel ragazzo con la felpa verde, lui, sì, te. Dai, fatti sentire anche senza microfono. Sì, tu. Se dovessi dire in 2 parole ai tuoi genitori
che cosa pensi dell'alternanza scuola-lavoro per convincerli. Sta arrivando il microfono, che gli diresti? Pensa di avere davanti a te la tua mamma. Ma che gli diresti? No, 2 parole, non deve essere un discorso lungo. Dai. Non lo so. Gli diresti non so, però magari tra mezz'ora torno tra mezz'ora. Grazie infinite, grazie. Grazie, arrivederci. Siamo a Padova, quindi non lontano da qua, e siamo a un liceo con un nome impegnativo, il liceo Fermi di Padova, che come negli altri casi ci racconta che cosa ha fatto con un video. Va bene. È senza audio, dovete leggere. Lo so. Io penso che possiamo accendere le luci e mentre il video va, voi ci raccontate, cominciamo da te? Sì. Che cosa fate? Che cosa sono questi 2 magnifici robottini? Beh, allora loro sono Enrico e Alberto e ci aiutano nella nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro in pediatria. E noi li portiamo in reparto o in sala o anche nelle aule della scuola della nostra pediatria di Padova per intrattenere i bambini che devono magari subire delle operazioni o per rendere, diciamo, più leggera la loro degenza in ospedale. Che cosa... adesso scorrono le immagini di questi robottini. In questo momento, Sì. no, nell'immagine prima si poteva vedere come abbiamo utilizzato questo bracciale qua, Sì. che rileva gli impulsi elettrici all'interno del braccio, per comandare il robot. Quindi il bracciale comunica col computer e il computer dice a Now quello che deve fare a seconda dei movimenti della nostra mano. Infatti adesso state vedendo i bambini che con i Esatto. robottini possono Abbiamo collegato vari giocare. device al robot, uno di questi è il bracciale, un altro è un sensore di onde cerebrali, a seconda della concentrazione del bambino si fa fare, o del rilassamento si fa fare una diversa azione, o addirittura un joystick dell'Xbox, non so se conoscete. Secondo voi io lo conosco? No. No. E passeremo qua tutto il pomeriggio se mi spiega sto joystick, tutte queste cose qua. E quindi anche portiamo questi strumenti all'interno dell'ospedale, magari per farli usare a bambini che non possono muoversi, che sono impossibilitati a letto. Prima di un'operazione magari particolarmente invasiva, in cui hanno parecchio stress, li si fa svagare con questi giocattoli. Con questi, Che però con hanno l'ausilio di un questi riferimento al loro stato emotivo, mi Chiaro, dicevi. Se assolutamente. sono più o meno tesi o Ad rilassati. esempio i medici hanno bisogno che un bambino si rilassi prima di un intervento Sì. e per farlo rilassare si utilizza questo caschetto che rileva appunto se il bambino è effettivamente rilassato. Allora hanno un premio in qualche modo e il robot si muove. Loro capiscono che in questo stato, quindi di rilassamento, il robot si muove, vogliono farlo muovere e si rilassano ancora di più. E quindi può aiutare anche a, diciamo, a far riuscire meglio un intervento. Senti, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, come ha funzionato e
se la consiglieresti, la rifaresti. Allora, siamo andati dei pomeriggi e alcune mattinate in pediatria e con gli animatori della pediatria abbiamo appunto raccolto, diciamo, dei bambini che erano lì e stavano aspettando o anche solo erano in degenza lì in ospedale e li abbiamo intrattenuti con vari giochi o anche balletti con Nao e sì, la rifarei sicuramente perché è molto soddisfacente vedere dei bambini che arrivano e sono tristi o anche un po' giù di morale perché sono comunque in ospedale e veder Nao muovere gli fa proprio brillare gli occhi di allegria. Prego. No, volevo proporre di vedere un esempio di quello che si può far fare con Nao ai bambini, perché forse è più significativo di quello che si può raccontare. Proviamo. Prova. Il cavo che vedete è un cavo solo Ethernet che collega il computer al robot, ma è solo perché la connessione Wi-Fi non è particolarmente stabile e quindi noi utilizziamo il cavo per andare più tranquilli, ma Nao si muoverebbe anche indipendentemente dai cavi vari. Adesso però non mettiamo il braccialetto a tutti gli studenti qui per No. rilassarli perché sennò ci rilassiamo troppo e ci addormentiamo. Io li voglio belli tonici e svegli. Ci siamo? Si sta caricando il programma e a breve lascio anche il microfono a Giovanni perché Sì. così sentirete meglio quello che dice Nao che parla naturalmente. Senti, c'è stato un momento, Giovanni, in cui ti sei annoiato in questa esperienza lavoro, scuola, in cui hai detto vabbè. No, allora, No. in ospedale è impossibile annoiarsi, perché bisogna anche pensare che questi bambini passano il 95% del tempo da soli. Parla loro. E per dei bambini in ospedale passare il 95% del tempo da soli non è normale, a quell'età poi. Quindi quando vedono arrivare in ospedale un oggetto come questo si emozionano subito, sono sempre là a farti domande, a chiedere come funziona, a vedere i programmi che ci stanno dietro. Ah, è pronto, allora. Partiamo. Allora, buongiorno a tutti, sono qua con un amico di vecchia data. Giovanni, noi ci conosciamo già da un po'. Mi presento. Sono Enrico, ciao. Vedo anche Giorgia. Allora Giorgia, vogliamo far vedere come intratteniamo i bimbi in ospedale? Certo. Da quest'anno io e i ragazzi collaboriamo con la pediatria di Padova per divertire i bambini ricoverati. Ora vi mostro un gioco di quelli che conosco, da usare con un bambino. Ragazzi, uno di voi potrebbe passarmi i pesi per favore? Grazie. Ora passatemi l'altro. Perfetto, ora cominciamo. Ecco, ho finito. Prendi i pesi che non ce la faccio più. Grazie. Passiamo ad un altro esercizio per completare il riscaldamento. Bene.
bene, e ora che sono caldo, balliamo. This time for Africa. Samina mina, waka waka, samina mina, sakalewa, anawa. Samina mina, waka waka, samina mina, sakalewa. Bene. A breve la mia batteria avrà bisogno di essere ricaricata. Grazie Enrico, grazie agli studenti del Fermi di Padova. Speriamo che Enrico continui a far divertire i bambini dell'istituto e vada avanti anche nella sua esperienza. Grazie. E c'è un altro Fermi che ci attende e qui però siamo ad Ascoli. Come sempre guardiamo il video che ci racconta che cosa fanno lì al Fermi di Ascoli. Falls are a widespread problem among the elderly, causing a significant amount of injury, mortality, and use of healthcare services. Often the elderly are not able to stand up again after falling, and there is a close relationship between the delay in the assistance and the mortality rate. Therefore, a quick reporting of the fall enables rapid medical response and prevents serious consequences. The system then automatically sends an alarm text message to the loved one's mobile phones. Elders is also equipped with a button that can be used by the elderly person to call for immediate help. Complimenti! Bellissimo! Molti di voi lo sanno già, ma per chi non lo sapesse, questo bastone è stato donato a un, signore di una certa età e anche di un certo rilievo mondiale. A chi l'avete regalato? L'abbiamo regalato a Papa Francesco durante un'udienza che ci ha ricevuto e abbiamo avuto l'onore di regalargli il nostro bastone. Bene, speriamo che non gli serva mai nel suo utilizzo. Fatemi capire, questo bastone è nato nella vostra esperienza scolastica totale o avete ricevuto qualche, influenza anche nello scambio con scuola e lavoro? No, il bastone appunto è nato durante l'attività di scuola-lavoro presso l'Università Politecnica delle Marche, dove abbiamo lavorato appunto con un dottorando di ricerca e questo ci ha aiutato molto perché comunque è stata un'esperienza fantastica vedere comunque, perché noi facciamo il quinto, e quindi ambientarci anche in un ambiente universitario che per noi era nuovo e lavorare praticamente su comunque un nuovo progetto che a scuola comunque non avremmo mai fatto sui banchi. Senti, i tuoi genitori, come ti chiami? Claudio. Claudio, i tuoi genitori che cosa pensano di questa vostra esperienza formativa, un po' di lavoro affiancata alla scuola?
I miei genitori inizialmente erano molto d'accordo con questa esperienza perché sono del parere che insegni moltissimo a capire poi quello che c'è dopo comunque sia un percorso di scuola secondaria, e vedendo comunque sia le mie reazioni a seguito di questa esperienza, comunque sia in un ambiente diverso che ti inserisce più nell'ambito della ricerca, quindi molto interessante, sono rimasti molto contenti di avermi consentito di fare questa esperienza nuova. E lei, professore, che ne pensa? Beh, diciamo che è stata una sinergia tra scuola, università e le imprese, perché il bastone poi è stato realizzato, quello che avete visto nel video, in fibra di carbonio da un'azienda del territorio, quindi è stata una sinergia scuola, università, lavoro che è stata molto molto proficua sotto parecchi punti di vista. Ma poi sarà prodotto questo bastone? Ci stiamo lavorando, sempre con l'università stiamo vedendo di brevettare il prototipo che abbiamo realizzato e vediamo che succede. È stato fatto anche un corso con la Camera di Commercio di Ascoli per fare uno studio di fattibilità economica per un piano di marketing, e vediamo se sarà possibile. Bene, in andare bocca al avanti. lupo, vi faccio veramente gli in bocca al lupo e i complimenti Grazie mille. più sinceri, anche perché in un paese che ha una quantità di anziani seconda solo al Giappone, secondo me, cioè col brevetto miliardi a palate. Bene, è arrivato il momento di invitare qui sul palco con me Andrea Illi, presidente di Illi Caffè, Paolo Enrico, amministratore delegato di Maxfon, Bruno Squotto, vicepresidente della piccola industria e rappresentante legale di Squotto Impianti Elettrici e Tecnologici. Benvenuti. Allora, visto che siete tre, ci mettiamo qui, sotto la luce. Noi ci siamo visti due sere fa con Alta Moda, e qui però c'è un altro cappello, no, c'è tutti e due i cappelli, Alta Gamma e anche Illi. Bene, allora io comincerei con Maxfon, perché Maxfon lavora in un mondo che vi interessa moltissimo, che è il mondo delle tecnologie. Pensate che la sua azienda è in grado, studiando i social network, di fare delle previsioni, studiando quello che voi twittate o scrivete su Facebook o su Snapchat. Quanti di voi hanno Snapchat? Quanti di voi stanno su Facebook? Su Instagram. Su Instagram? Vedi? Ecco, questo signore, se vuole, può sapere tutto di voi. Ci spiega perché? Allora, buonasera a tutti. Allora, noi facciamo analisi comportamentale sulle comunicazioni online. Quindi, di fatto, ascoltiamo, e ascoltare è uno degli esercizi più difficili, anche se abbiamo due orecchie. E attraverso l'ascolto dei comportamenti noi riusciamo a individuare quelli che sono i trend, quelli che sono i bisogni, riusciamo a individuare anche quelle che sono le parole più utilizzate in rete, e quindi se io mi rivolgo a un target di un certo tipo devo conoscere anche il linguaggio. Quindi per esempio per il caffè le parole più utilizzate, è un osservatorio che abbiamo da tempo, non sono aroma, sono gusto, ma in rete le persone parlano di buongiorno, parlano di espresso, parlano di barista, parlano di energia. E quindi quando io mi rivolgo a questo target qua, che è il target online, è giusto utilizzare una metodologia di linguaggio che è adeguata al linguaggio. Le è capitato di fare uno studio sul linguaggio dei consumatori di questa età? Beh, io non a caso, prima tu hai detto Snapchat, quanti, poi Facebook e Instagram, questo è un target normalmente che è su Instagram per tutta una serie di motivi. Hanno abbandonato Facebook perché trovano in Instagram magari una riservatezza, una condivisione con persone più chiuse, mentre su Facebook sono rimasti i genitori che avevano aperto l'account per andare a guardare cosa facevano. Ci sta parlando? C'ha ragione. No, prego. L'azienda Squotto è a Napoli, quindi
Sud, quindi si dice sempre grande bisogno di lavoro. Come sta funzionando l'incontro tra la vostra azienda e il mondo della scuola? Prima di tutto grazie, buonasera a tutti. Ci sono delle aree del nostro paese dove l'alternanza non è soltanto un'opportunità per i giovani, per i ragazzi, è un'opportunità per il territorio. Napoli in particolare, ma la Campania esprime dei valori preoccupanti non tanto su quelli che più in qualche maniera leggete sui giornali o vedete nei TG, che sono quelli della disoccupazione, ma esprime dei valori di dispersione scolastica che sono importanti, perché questi sono ragazzi che non lavorano ma che non stanno neanche a scuola. Io ho avuto il privilegio qualche anno fa di fare un percorso in una scuola di un quartiere disagiato, a rischio di Napoli, che è l'esatto distillato di quello che poi all'epoca non era legge, non era alternanza scuola-lavoro, ma il distillato di quello che è il valore dell'alternanza scuola-lavoro. Io sono entrato in questo istituto dove la media di presenze curricolari, quindi durante la settimana, era bassissima, e mi hanno accolto standomi di spalle, chi sentiva la musica, chi a stento mi hanno salutato questi ragazzi. La chiave è stata che io mi occupo di impianti elettrici, quindi la parte diciamo di formazione e di contatto con i ragazzi a scuola è solo passione per quanto mi riguarda, ma io guardandomi attorno dissi: ragazzi, ma questo laboratorio, l'impianto di questo laboratorio è fatiscente, perché non facciamo una cosa? Piamo del tubo, piamo del filo, piamo delle plafoniere e rifacciamo questo impianto. Quella è stata la chiave. La fotografia iniziale era questa, per brevità vi dico direttamente la fotografia finale, che è stata avere la possibilità addirittura di chiedere ai docenti di fare dei focus su alcune attività che faceva la mia impresa, che è significato, i ragazzi mi capiranno, alleggerire i libri. Quei libri sono diventati molto più leggeri perché si parlava in quel libro di cose che loro avevano visto da me in azienda o in un cantiere mio, ma i due elementi davvero di successo della fotografia finale sono: uno, che io ufficiosamente, ovviamente perché non lo si può fare ufficialmente, ho partecipato ai consigli di istituto di classe finali, dove mi sono permesso di dire in un orecchio a qualche docente che diceva che il ragazzo era svogliato e non partecipava, che invece aveva delle doti di attenzione e di motivazione molto importanti. Ma poi ne ho assunti 4, sono passati 8 anni e stanno ancora con me. Non erano i più bravi, non erano i più svogliati, erano quei ragazzi che hanno messo in moto, ecco l'alternanza, hanno messo in moto una voglia di fare venendo in azienda. Quindi questa è la sintesi di come funziona, quando funziona virtuosamente, l'alternanza scuola-lavoro per tanti vostri coetanei che vivono magari realtà meno stimolanti del nord dove ci troviamo noi adesso. E a proposito di realtà stimolanti, Illy lo conoscete tutti, no? È la grande azienda del caffè, ma loro non fanno solo caffè, non hanno soltanto grandi contatti col mondo dell'arte, hanno fatto anche un'università del caffè, e l'università mi lascia intendere che abbia degli studenti. Certo, allora, l'Università del Caffè è nata nel 1999, a Napoli peraltro, poi a grande richiesta soprattutto degli stranieri l'abbiamo portata a Trieste, e quindi ha formato dall'inizio della sua attività più di 180.000 persone. È organizzata in 3 dipartimenti: quello per gli agricoltori, quello per gli esercenti, quindi professionisti dell'ospitalità, quindi baristi, banconisti, esercenti, eccetera, e poi per i consumatori che vogliono saperne di più del caffè. Che età bisogna avere per 25 venire? sedi, non c'è un limite, perché ci sono molti corsi. Ci sono i corsi, dal corso introduttivo di mezza giornata, che si chiama Dalla pianta alla tozzina, che è più divulgativo, insomma, fino ad arrivare all'unico che esiste al mondo, Master Degree in Coffee Economy and Science, in inglese. Che dura 9 mesi. 9 mesi. È un post universitario di 9 mesi per studenti che generalmente sono da tutto il mondo, in particolare dai paesi produttori. E poi in mezzo ci sono per gli esercenti, diciamo gli addetti di pubblici esercizi, ci sono dei corsi specialistici tipo Coffee Manager che dura una settimana, oppure percorsi anche poliannuali. C'è tutto un calendario di attività e ha 25 sedi nel mondo, quindi in Italia è un modo e a per Trieste. portare la cultura autentica del caffè italiana nel mondo, e poi con la finalità di aumentare la qualità. Quindi
E questo potrebbe essere, perché noi a partire dal prossimo anno cominciamo un programma di interscambio scuola-lavoro con delle scuole triestine che ci manderanno una decina di studenti per cominciare, noi offriremo loro un'esperienza trasversale a tutta l'azienda, compresa l'università, per eventualmente instradarli verso questa professione. Perché a noi interessa elevare il livello di professionalità nei pubblici esercizi, portandoli al livello dei migliori standard della ristorazione e dell'hotellerie, in maniera da, perché è una comunità di 500.000 di lavoratori questa dei pubblici esercizi, ce ne sono 130.000 in Italia, uno ogni 380 abitanti, una cifra mostruosa. E uno entra più volentieri in un caffè se c'è un esercente che sa fare ma poi il suo lavoro. Lo fanno in maniera anche più redditizia, perché più know-how c'è. Ecco. Non c'è dubbio. Nel mondo, passiamo... Nel mondo Maxphone immagino che le competenze digitali siano fondamentali, ma siccome è un mondo che va velocissimo, voi avete visto adesso il robot Enrico, ma tra tecnologie e robotica tra pochi anni sarà un mondo che farà a meno di tanti lavori che potranno essere fatti dai robot. E pensate, il traduttore, quello che era un lavoro specialistico di grande importanza, tra qualche anno lo farà Google. Quindi bisogna portarsi avanti tantissimo col pensiero. Che consiglio può dare? Lei che sa già come saranno le cose in futuro, che consiglio può dare? Dove concentrare la propria attenzione? Ma adesso c'è un tema che poi anche a noi di Confindustria è molto caro, ma è un tema strategico per tutto il Paese, tanto è vero che il governo ci ha fatto un piano che si chiama il piano per l'impresa 4.0, che io tengo sempre a dire che è un piano orizzontale, nel senso che non è dedicato esclusivamente al manufatturiero, ma è un piano dedicato a tutto il sistema Paese. Quindi oggi abbiamo visto tantissime applicazioni che non hanno a che fare esclusivamente col mondo del manufatturiero. Quindi secondo me quello di sviluppare capacità, coltivare magari qualche sogno, qualche idea nel campo dell'impresa 4.0, dell'innovazione digitale, questo è importante perché darà tantissimi... Ma per esempio se i ragazzi si mettono lì e fanno musica, no? Fanno musica tecnologica, se tu hai questa passione, come puoi farla diventare un eventuale lavoro? Questa è una domanda che mi fanno spesso, però in realtà quando si parla di internet delle cose, che poi declina l'impresa 4.0, è un foglio bianco su cui veramente ci si può inventare tante cose. No? Qua abbiamo visto degli oggetti che producono, che danno una tipologia di servizio e che producono un'informazione. L'informazione elaborata può darmi degli spunti su come sviluppare questo nuovo progetto, questo nuovo prodotto. Quindi l'analisi dei dati è importante. L'analisi dei dati, chissà quante cose sa che non ci dice. Senta, dottor Squotto, lei sta facendo un giro per l'Italia per convincere gli imprenditori italiani che è un vantaggio per loro prendere a cuore il sistema dell'alternanza scuola-lavoro. Onestamente come reagiscono? Non mi dica che sono tutti entusiasti, perché non ci crederei. No. Allora, noi abbiamo prodotto una guida che appunto è rivolta agli imprenditori, perché parliamoci chiaro, questa è una cosa che va detta e va sottolineata. La legge è una legge che interessa due mondi, scuola e lavoro, ma è una legge che obbliga un mondo, quello della scuola. Questo è ovviamente un problema importante, certo, organizzativo. Il nostro roadshow è partito con un obiettivo meramente di divulgazione, che è quello che lei sottolineava, e quindi di cercare di includere nella organizzazione delle imprese e nella testa degli imprenditori una coscienza formativa che non è scontata. Quello che però mi piace sottolineare è che l'alternanza è già realtà, perché non stiamo parlando di qualcosa che verrà, e quindi questo roadshow è partito per quello, ha questo compito, per cui noi facciamo questa attività per questo motivo, ma già stiamo ricevendo dei feedback importantissimi su quello che sta avvenendo, perché non siamo arrivati a 1,5 milioni di ragazzi che sarà a regime per 400 ore, ma siamo già a un buon punto, perché già le terze hanno fatto l'anno scorso il loro percorso e quest'anno terze e quarte. E i feedback sono assolutamente interessanti, sia
della soddisfazione delle imprese, degli imprenditori che stanno ospitando, ma soprattutto dei ragazzi, perché quello che ascoltiamo dalla voce dei ragazzi in queste tappe del roadshow è entusiasmo, sentiamo dire dai docenti sono tornati cambiati, che è una cosa importantissima, e sentiamo da parte dei ragazzi un senso di appartenenza che non è neanche facile trovare nei nostri collaboratori in questo momento. Quindi una cosa positiva. Presidente Illy, siamo proprio alle ultime battute prima di fare troppo tardi. Si mette il cappello da presidente di alta gamma. Sono tanti i ragazzi che vorrebbero lavorare nel mondo della moda, nel mondo del lusso. Che competenze devono avere? Innanzitutto ci sono circa 110.000 posti vacanti che non si riesce a colmare perché c'è una crisi di vocazione. Allora, siccome il tema è strategico, perché il settore dell'alta gamma vuol dire 500.000 di occupati e vuol dire 5% del PIL, bisogna rimettere in moto questi mestieri. Quindi non solo tramandare di padre in figlio l'artigianato che ha reso grande l'industria, diciamo, creativa nel mondo come ad oggi, ma anche reinventare questi mestieri in funzione di un'industria 4.0. Quindi abbiamo fatto, con grandissima collaborazione del MIUR e con una, diciamo, rete di partner allargati, un progetto di una scuola che si chiama Scuola Politecnica del Saper Fare Italiano, che sarà un ITS però particolare, nel senso che è trasversale invece che... E quando partirà? Perché è interessantissimo. Partirà circa tra 2 anni, presso l'Expo. Quindi i vostri fratelli minori. Ecco, una volta fatto questo ITS, di cui il primo anno sulla creatività, la cultura del progetto, insomma le materie comuni per tutti, a prescindere se poi vai a fare gioielleria o falegnameria o quale mestiere. E questa scuola diventerà in una fase 2 un polo tecnico funzionale, che quindi creerà una rete di scuole, istituti professionali, istituti tecnici. Questo, guardi, è una bellissima notizia. Ho solo il rimpianto che non sia stata fatta 20 anni fa. Quindi la finalità di questo polo tecnico funzionale sarà quello di selezionare i migliori studenti, sarà quello di aggiornare i programmi di studio e soprattutto di inventarsi questi nuovi mestieri. Quando questo pilota lombardo sarà fatto, in collaborazione con Confindustria, la porteremo a livello nazionale e lì penseremo di fare anche dei numeri che saranno più importanti. Grazie a tutti. Con questa buona notizia che magari interesserà i vostri fratelli minori, io ringrazio i nostri 3 ospiti e invito qui sul palco Simona Sacco, responsabile dell'area orientamento, relazioni scuola di Umana. Allora, io la invito a dirci molto sinteticamente, perché ormai siamo alle ultime battute, che cosa è Umana e che cos'è questo pacchetto per l'alternanza scuola-lavoro che contiene un passaporto. Umana è un'agenzia per il lavoro ai primi posti in Italia. Le importanti aziende qui presenti, che ringrazio per esserci state oggi, ci conoscono molto bene. Ci conoscono bene perché i nostri 18.000 dipendenti oggi attivi, mensilmente attivi, molto spesso sono anche vostri dipendenti, e molti di questi sono giovani che noi abbiamo incontrato a scuola proprio perché le imprese ci hanno chiesto negli anni, nei nostri 18 anni di storia, di incrociarli, di andare a cercare i talenti fra i giovani e di andare a capirne le competenze. Allora noi... E perché può interessare loro? Perché glielo dobbiamo spiegare, è a loro Ragazzi, che parliamo. Parlo a voi, vi saluto intanto e ringrazio voi di essere qui perché ho 2 notizie da darvi. Ieri qui a Job Orienta, e ringrazio la dottoressa Palumbo che vedo seduta qui davanti, è stato firmato il protocollo Umana MIUR, che sancisce una collaborazione che Umana ha da 18 anni con le scuole e con le imprese congiuntamente, perché noi facciamo alternanza prima che ci fosse l'obbligo naturalmente, e in questo protocollo ci impegniamo ancora una volta a portare avanti l'alternanza scuola-lavoro, il dialogo scuola-impresa con un pacchetto molto concreto. La concretezza è una delle qualità che ci contraddistingue. Ai dirigenti scolastici che ci contatteranno nei prossimi giorni proporremo uno smart
Marchito un pacchetto, un programma nazionale che si chiama Scuola di lavoro con Umana, che prevederà tante azioni in individuale con voi nel prossimo triennio, che verranno registrate e sancite sul passaporto del lavoro Umana. Vedete forse qui nella slide un documento in cui andremo a registrare tutte le azioni in alternanza scuola-lavoro condivise con il dirigente scolastico e la commissione alternanza scuola-lavoro, un documento in cui inseriremo tutte quelle azioni previste dalla legge Buona Scuola, per cui abbiamo un'offerta dedicata che va dall'orientamento al lavoro a nuove pubblicazioni che vi regaleremo sui contratti di lavoro, sul orientarsi al lavoro contemporaneo. Registreremo visite aziendali concordate con le migliaia di nostre aziende clienti, vi daremo una coppa all'interno del passaporto e registreremo e valideremo assieme al dirigente scolastico le competenze trasversali maturate nel triennio assieme Le faccio a voi. un'ultima domanda: perché a questi ragazzi deve interessare avere questo passaporto? Vi deve interessare perché significherà che vi siete applicati, che avete fatto quello che potevate fare e avete dimostrato alle imprese che siete di valore per loro. Grazie, grazie Simona. Grazie. Allora, in attesa del passaporto che vi servirà per fare il viaggio più importante della vita, cioè essere autonomi economicamente, l'ultimo panel di questo pomeriggio. Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, e Marco Leonardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'ultimo nostro scambio di opinioni. Bene, io intanto le chiedo, visto che è un po' il padrone di casa di tutta questa iniziativa, che idea si è fatto? Intanto vedendo le belle cose che hanno presentato questi istituti e quello che ha sentito da parte di chi è intervenuto finora. Credo che la testimonianza di questi ragazzi è proprio l'aver voglia di mettersi in gioco e di aver preso con passione quello che si ricordava prima. Questa iniziativa è un importante strumento che il governo ha messo a disposizione delle scuole con l'alternanza scuola-lavoro. Come Confindustria l'abbiamo fortemente voluto e abbiamo spinto il governo a fare questo passo, e credo che il rapporto che si diceva prima tra istituti e mondo del lavoro e impresa debba essere un canale di comunicazione molto smart, molto veloce, perché dalle esigenze delle imprese si può indirizzare la formazione dei ragazzi per una possibile occupazione futura, perché tutti abbiamo diciamo il mantra dell'occupazione giovanile. Vediamo che i dati non sono positivi. Con questo provvedimento è il primo passo per un'inversione di tendenza. Dottor Leonardi, la Presidenza del Consiglio ha creduto, crede moltissimo in questa iniziativa. Ci sono obiettivi che vi siete dati e le prime conclusioni che potete trarre? Il primo obiettivo è ringraziare Confindustria, le scuole, le aziende che hanno fatto questi progetti di alternanza così belli e innovativi. L'obiettivo vero è portare questa esperienza e diffonderla per tutta l'Italia, perché oggi qui giustamente celebriamo i campioni dell'alternanza, i campioni delle scuole. Alcuni di questi prodotti sono davvero geniali, il bastone, il robottino, cioè la tuta, sono veramente geniali, però noi non dobbiamo dimenticarci che purtroppo non tutta l'Italia è così, cioè abbiamo disoccupazione giovanile molto alta e dobbiamo utilizzare queste esperienze di alternanza, di apprendistato, di stage per ridurre la disoccupazione giovanile. Culturalmente questo è il messaggio che vogliamo mandare. Siete stati bravissimi, adesso dobbiamo insegnare a tutta l'Italia a fare come voi. Certo. C'è una definizione che mette insieme due cose utilissime. La definizione che le chiedo di spiegare brevemente è fabbrica bella. Fabbrica è importante perché se non facciamo le cose non abbiamo di che vivere. E bella è altrettanto importante perché il bello migliora la vita e induce a fare cose ancora più entusiasmanti. Se si vive male in un posto brutto è difficile essere contenti e produrre. Quindi fabbrica bella che cos'è? È il concetto di riaprire le porte di casa nostra, perché è evidente che gli imprenditori sono orgogliosi
della propria azienda, perché è la propria casa ed è il proprio bambino, lo vogliamo crescere, lo vogliamo accudire. Spesso c'è una visione delle nostre fabbriche un pochettino deviata e visto che l'innovazione di processo, di prodotto ormai ha pervaso da tempo le nostre aziende, è bello che ci sia un risveglio di questo orgoglio manifatturiero da parte anche dei ragazzi. E quale miglior motivo è entrare nelle fabbriche con un provvedimento come questo? E all'interno di questo provvedimento e all'interno del fatto di far arrivare i ragazzi nelle imprese, oggi ricordo che è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, è anche un motivo di confronto sul posto di lavoro, anche in alternanza scuola-lavoro, fa sì che si riesca a condividere le differenze tra i due generi che ci sono, però giustamente rispettando le cose e rispettando le persone. E questo, prima si parlava di rapporto umano e lo diceva il mio collega, ed è vero, perché con un sorriso, con un grazie e con un per favore probabilmente alcune, diciamo, storture della nostra società riescono a passare. Quindi credo che riacquistare un rapporto umano nelle scuole e nelle imprese aiutino a star meglio sia da parte dei datori di lavoro che anche da parte dei lavoratori. Ultimo inciso, visto che ho visto la dottoressa con il passaporto, dico a Marco Leonardi che se i ragazzi che fanno alternanza scuola-lavoro hanno un passaporto su cui dichiarare le varie esperienze, io credo che sia giunto il momento, e lo dico a un esponente del governo come il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Leonardi, sul fatto di riconoscere alle imprese, diciamo, una patente, un sigillo di garanzia per le imprese che si sono spese per l'alternanza scuola-lavoro, perché è un riconoscimento sociale del nostro ruolo, da una parte per produrre ricchezza per l'impresa, per i dipendenti e per tutto il territorio, dall'altra avere un riconoscimento che possiamo spendere perché sostanzialmente oltre alle certificazioni di processo e di prodotto sarebbe bello avere un riconoscimento sociale e ce lo deve dare il governo perché ci mettiamo a disposizione. Questo mi pare un bel assist che vi è stato lanciato, è già in grado di prendere impegno? Sì, lo prendiamo. Sì. Allora, il governo credo che non debba soltanto dare soldi, ma debba dare dei messaggi molto importanti. E il messaggio che credo che tutti quanti dobbiamo dare con l'alternanza è che il mondo del lavoro e il mondo della scuola devono avvicinarsi, perché solo così riduciamo la disoccupazione. Prima si parlava di Germania, in Germania hanno fatto questo, in tanti altri paesi, in tutti i paesi fanno questo. Noi culturalmente abbiamo un mondo della scuola e dell'università che è separato dal mondo del lavoro e non può più essere. E siamo qui per questo. E siamo qui per questo. Allora cosa facciamo? Facciamo 3 cose. Una cosa l'abbiamo fatta, 2 cose cercheremo di fare. Una cosa molto importante che facciamo quest'anno in legge di bilancio è mandare un messaggio culturale con dei soldi attaccati. Ed è questo il messaggio culturale. È guardate che dobbiamo abituarci tutti, famiglie e imprese, a pensare che l'alternanza è anche un'opportunità per conoscere il mondo del lavoro e poi per lavorare immediatamente dopo. Per chi vuole, ovviamente, chi vuole poi andare all'università, poi dopo farà uno stage e poi lavorerà immediatamente dopo. Non come oggi in Italia che si aspetta 14 mesi di media tra la fine della scuola e l'inizio del lavoro. 14 mesi contro una media di 8 mesi in Europa, una media di 8 mesi contro una media di 14 mesi. Per forza che poi dopo, quando facciamo la fotografia, abbiamo i giovani disoccupati, perché sono in mezzo di quei 14 mesi che aspettano tra la fine del lavoro, della scuola e l'inizio del lavoro. È quello che va ridotto. Allora cosa diciamo? Diciamo, spostiamo tutti gli incentivi del Jobs Act per le assunzioni, li spostiamo su quelle aziende che prendono i ragazzi in alternanza, in apprendistato o in stage mentre studiano e alla fine del corso di studi li assumono. Queste sono le aziende migliori? Sì, sono le aziende migliori. Premiamo queste per insegnare a tutti gli altri che queste sono le aziende migliori e dobbiamo fare tutti così, quello che dicevo prima. E questa è una cosa che facciamo, cui teniamo molto quest'anno. Quindi le aziende che prendono ragazzi in alternanza, in apprendistato o in stage universitario, curriculare e poi li assumono quando hanno preso il titolo, hanno 3 anni di contribuzione.
Prima era per tutti 3 anni di contribuzione, adesso il messaggio importante è solo per chi si per impegna. i giovani e solo per le aziende che fanno questo lavoro. Altre 2 cose che facciamo? Vediamo un minuto. È vero, il bollino blu dell'alternanza, i campioni dell'alternanza meritano un bollino blu. Quello ci impegniamo a veicolare il messaggio, è una cosa meritoria, quella anche costa poco, però anche quello è un messaggio molto importante, appunto non solo soldi ma messaggi culturali. Queste aziende che creano un bene pubblico, perché poi non è che tutti si assumono i ragazzi, ovviamente non è così, ma creano un bene pubblico perché danno la possibilità a tanti ragazzi di vedere il mondo del lavoro, meritano un bollino blu e glielo daremo volentieri. Un'altra cosa che mi sento di dire, c'è un altro fenomeno che mi sembra molto importante, sono portali che mettono in connessione le aziende e le scuole, cioè aiutano tutte quelle scuole che non riescono a trovare le aziende a trovare delle aziende, gli semplificano molto la burocrazia, certo, sia le aziende che le scuole. Perché i presidi non sono delle certo, agenzie di collocamento. È così. Allora, questi portali che possono essere pubblici o privati, secondo me meritano anche questi un premio perché facilitano un mestiere che dovrebbe essere. Molte aziende non hanno voglia di fare tutta la burocrazia per l'alternanza, soprattutto quelle piccole. Questi portali possono aiutare a mettere in connessione molte aziende che magari non hanno voglia e molte scuole che non trovano aziende. Lei è stato di una sintesi perfetta. Bene, nel ringraziare il dottor Leonardi della Presidenza del Consiglio e nel ringraziare il nostro ospite finale di questa serata, io vi inviterei a salutare con un applauso gli istituti che hanno lavorato con noi oggi. Grazie, siete stati tutti bravissimi, complimenti e grazie a voi che ci avete seguito fino adesso. Buona serata.